Le conseguenze della mareggiata fuori stagione del 9 agosto sono ancora evidenti nel litorale veneziano, i danni ancora da quantificare. Nella battigia delle spiagge di Jesolo le onde hanno eroso e creato uno scalino che supera il mezzo metro, il fenomeno più esteso dallo stabilimento Torino 1 e Villaggio Marzotto verso l'area della Pineta. Alcuni stabilimenti hanno dovuto rimuovere la prima fila di ombrelloni. La mareggiata anomala ha interessato anche le zone di Eraclea e Isola Verde, dove le onde hanno trascinato via la sabbia e creato uno scalino di 1,5 metri. Alcuni stabilimenti qui hanno perso 40 metri di riva e file di 10 ombrelloni sotto Ferragosto, un danno che sta creando disagi a stabilimenti ed ospiti. Ad essere più colpita ad Eraclea Mare la laguna del Mort, dove la foce del Piave non aiuta per le sue correnti a far arrivare sabbia a sufficienza. Da tempo stabilimenti e consorzi chiedono interventi di difesa mare strutturali per difendere il litorale.